professa ballerina t'ho seguita stamattina lungo un fiume dominato dal via vai. Ho fatto briciole di pane per tornare dalle rane dello stagno dove affogano i miei guai. Ho preso in mano la chitarra, t'ho fermata sulla porta, t'ho pescata con la lenza del mio blues. Ti prego lasciati portare dove il sole, ma il rumore dei tuoi baci non mi stancherò mai più. E su questo piave che per noi è come il mare, ci navighiamo, ci lasciamo trasportare. Sul mormorio dell'onda si può anche amare, ma soprattutto a noi ci piace fantasticare. Signorina ballerina d'oro e pito Allora, dopo quanti ne abbiamo fatti chilometri? Anche se il cartello diceva sempre 3. Cioè, incredibile, dalle 8 di mattina sempre 3 km. Comunque sì. Alla fine erano 30. Infatti. Allora, siamo arrivati in un posto, abbiamo fatto un salto nel tempo, mi pare, Sì. no? Siamo a Crocetta del Montello con il professor Antonio Polillo, direttore del museo di storia naturale. Ci dà un po' l'indicazione di dove, cosa avete qui e come mai, cioè, cosa avete catturato all'interno Allora, il del museo esiste da quasi 30 anni, tipo più di 30 anni, ed è nato intorno a una scoperta abbastanza importante di un Elephas primigenius, un mammut, trovato qui sulle colline vicino a Ovidor, ed è considerato il mammut più grande d'Europa e il meglio conservato in Italia, con una zanna di 3 metri e 60 centimetri. Il repertorio è veramente importante, intorno al quale un gruppo di ragazzi negli anni 70 è riuscito non solo a costruire il museo ma anche a creare una collezione importante di materiali litici preistorici che testimoniano la presenza dall'uomo di Neanderthal fino ad oggi in tutta l'area del Montello e dei colli limitrofi. Antonio, grazie. Consigliere con noi in Amazzonia la prossima volta. Hai che mucho, però con Con il Deus ex machina di Crocetta del Montello, Tiziano Blasi e il sindaco. Ci troviamo all'interno di Villa Ancillotto di Crocetta del Montello, nel ballatoio che è dedicato assieme alle sale interne come luogo di esposizioni e di mostre a tutto campo. Questo luogo è significativo perché si trova nella cosiddetta località Crosetta, che forse è una delle prime idee che si ha di questo paese, che poi nel tempo assumerà la denominazione di Crocetta Trevigiana e quindi Crocetta del Montello. Crocetta perché ci troviamo all'incrocio di vecchie strade che sicuramente erano strade di pellegrini, e mi piace ricordare oggi questo pellegrino, nel senso che i due sono veramente due pellegrini, ma oggi nella frazione di Giano del Montello si festeggia il Santo Pellegrino. E Pellegrino è un nome comune, non è il nome proprio di una persona, ma è stato reso tale dalla Chiesa che a seconda delle necessità creava dei santi e questi santi venivano venerati per diverse cose. Il fiume è sacro, quindi noi veneriamo il fiume sacro. Ora adesso parliamo di un pittore un po' dimenticato, a noi piace tantissimo, è un pittore veneto. Naturalmente parlo di Gino Rossi, noi su Gino Rossi ne sappiamo a pacchi, ma siccome abbiamo bisogno di trovare conferme, abbiamo trovato Irene che ne sa molto di più di noi su Gino Rossi, infatti adesso ci dice 2 o 3 chicche su questo grande pittore veneto. Okay. Irene. Niente, tra le figure che hanno abitato e soggiornato qui per un buon periodo della vita c'è questo Gino Rossi, pittore veneziano che nasce nel 1284 in zona San Marco. Niente, frequenta le scuole comunque a Venezia, Foscarini, mi sembra. il liceo Marco Foscarini di Venezia, poi si trasferisce a Firenze. Presso gli Scolopi, torna a Venezia, prende lezioni private da un artista russo nella zona di San Barnaba. Ben presto però diciamo che abbandona l'ambiente veneziano, tradizionalista, comunque ancorato
così dire, all'arte settecentesca e niente, lui prende, si dirige, va nella meta principale dell'arte fino all'Ottocento, quindi europea, che è Parigi. Però anche qui arriva e lascia, diciamo, i divertimenti che offre la città e si reca a nord, raggiungendo la baia di Douarnenez in Bretagna e nei luoghi, diciamo, resi famosi dalla presenza di Paul Gauguin. La tradizione della zona vuole che il 1° di agosto si beva un bicchiere di vino bianco al mattino appena alzati, insomma, dopo un po', ma un bicchiere di vino bianco. Questa è la tradizione. Contro il mal di gola. Speriamo che sia di gola spiccia. Ho finta di esserci appena alzate. Crocetta sapete che è incuneata, in particolare Ciano è incuneato tra il Piave e il Montello. Questo l'ex sindaco di Crocetta, il mio predecessore, ha scritto il libro di un paese che c'era a Ciano praticamente nel centro del Piave, con Dugol, che a seguito di una alluvione del 1479, dai documenti che lui ha reperito, sembra sia stato spazzato via. Sparito. Ecco, là c'era una borgata, c'era un paese che praticamente è scomparso dal centro del Piave, poi le genti si sono spostate più sulla riva. E quindi questo racconta un po' la storia di questo paese e della sparizione di questo paese. Gentilissimo. Che ha dato un po', ecco, gentilissimo. che poi Lei le ci abbracciamo per adesso. Diciamo. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Lo scoop del millennio solo per Di Piave. Ernest Hemingway, perfettamente conservato nell'abbazia di Santa Bona di Vidor. È un miracolo. È un miracolo, che scrive il suo ultimo romanzo che Phil Fresh pubblicherà. Renato, grazie. Grazie Ernest. Renato Ernest Hemingway. Papa. Papa Renato. Papa Renato. Era il 1107 quando Giovanni da Vidor autorizzò la costruzione dell'abbazia dei monaci benedettini pomposiani. Ti vedo parecchio sicuro. Sì, sono particolarmente preparato su questo. Questa abbazia è strategica perché si trova proprio nel crocevia tra la valle del Feltrino e il quartier del Piave. Ha avuto diverse vicende storiche e adesso lei la chiude. Semplicemente che purtroppo durante quel tragico conflitto bellico che spesso troviamo durante il nostro percorso è stata brutalmente devastata dalle granate, è rimasto in piedi la struttura fondamentale, il campanile, parte della mura, delle finestre, insomma diciamo che gran parte è stata distrutta, però si è conservata per fortuna parte di essa ed è una meraviglia in mezzo alla pace. Se volete venire qui avete la possibilità di guardare, di osservare, di ammirare questo posto incantevole, di scambiare alcune parole e bere un buon bicchiere di rosso con Ernest Hemingway, che vi accoglierà con grande, come dire, affabilità. Grazie. Piave a voi. La vista dall'abbazia è straordinaria, come avete visto c'è il Piave proprio sotto questa terrazza, quindi era un punto di snodo doganale, ovviamente il transito delle zattere passava proprio in questo punto e quindi questo è un porto sotto l'abbazia di Vidor. In fondo sull'orizzonte avete visto il famoso ponte di Vidor, da lì poi il Piave fa una svolta molto grande e inizia la Valbelluna. Billy would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
future man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me. Siamo partiti questa mattina da Nervesa e adesso abbiamo fatto questa irruzione, è il caso di dire, a Soligo. Siamo al centro di un vigneto storico e siamo con due meravigliose donne che ci spiegano un po'. Forse meravigliosa è troppo poco, vero? Ho sbagliato? No, si poteva fare anche meglio, comunque sia. Queste ragazze che così intanto ci hanno già versato. Fantastiche ancelle, potremmo dire. Ci hanno versato un bicchiere di prosecco, giusto, vero? Valdobbiadene superiore. Valdobbiadene superiore. Di OCG. Perché, cara Marcella, dove siamo noi qui? Nel cuore della terra di OCG Valdobbiadene superiore. Esattamente nel vigneto Riva Moretta. Sempre a Manessa. Sempre a Manessa. Poi girati un attimo. Sempre a manetta. Erika, tu cosa, cioè, perché vino biologico? Allora, intanto finalmente possiamo chiamarlo vino biologico, è da dire questo, no? Fino all'anno scorso non esisteva il vino biologico perché non esisteva una normativa, potevamo solamente dire vino ottenuto da agricoltura biologica. Tutto il lavoro viene fatto in vigneto. Adesso vino biologico perché ci sono delle direttive anche in cantina da seguire, no? Vino biologico perché? Perché non si utilizza nessun tipo di fitofarmaco, sostanze di sintesi, sostanze chimiche, solamente rame e zolfo. Sarebbe bello che voi mi dicesse un vino vostro che potrebbe sposare una poesia di Zenzotto, per esempio. Un vino... Io me lo giocherei anche sul Col di Manza, che è il biodinamico. Oltre al biologico abbiamo tutti dei preparati a base di cornoletame che vengono dinamizzati da sole e luna e poi a piccole dosi, a dosi cosiddette omeopatiche, sparsi in vigneto. E è una cosa favolosa perché praticamente tu devi preparare queste cose in pentoloni e poi dinamizzarle con la forza tua proprio, no? E si sprigiona un profumo di equiseto, di erbe che guarda, da provare. Ammazza. Facciamo un connubio perfetto. Meraviglia. Tra Perlage e Per di Piave. Il viaggio continua, a voi. La storia dell'uomo e della nostra specie, dell'Homo sapiens, comincia nel Paleolitico. Il periodo paleolitico è lunghissimo e occupa la gran parte della preistoria, è seguito dal Mesolitico, che è un periodo di grandi cambiamenti climatici durante il quale il clima diventa simile a quello che c'è ai giorni nostri. È per questo che in questa zona l'uomo è arrivato nel Neolitico, quando aveva trovato un ambiente accogliente, un ambiente simile a quello che possiamo trovare anche ai giorni nostri, con la presenza dei laghi, di un'area forestata attorno che offriva tantissimo a chi viveva questa zona in preistoria, sia dal punto di vista delle materie prime che dell'alimentazione. Chi ha cominciato a costruire le prime case nel villaggio nel Neolitico, case su palafitta, poi nella zona si è trovato così bene che ci è rimasto anche nei periodi successivi, cioè durante l'età del rame e durante l'età del bronzo, con occupazioni che si sono susseguite in un periodo che occupa circa 4.000 anni della nostra storia. Il villaggio verso l'inizio dell'età del bronzo è invece stato abbandonato, non ne conosciamo i motivi, non sappiamo dove se ne sono andati, perché se ne sono andati da questa zona, forse non era più così accogliente o forse c'erano stati dei conflitti con alcuni abitanti di villaggi vicini, ma le nostre ricostruzioni si interrompono con l'età del bronzo proprio perché poco dopo l'inizio di questo periodo la zona e il nostro villaggio sono stati abbandonati. Francesco,
Vi ricordo che il nostro primo progetto, no? Il nostro primo perdipiave ante litteram arrivava a Revine Lago. Chiudavamo proprio in riva al lago. All'epoca disconoscevamo l'esistenza di questa meraviglia incredibile dal punto di vista culturale, storico, ambientalista, eccetera. Il sindaco Battista Zardete, il sindaco di Revine, ci ha detto: ragazzi, vi faccio vedere io qualcosa o no? Grazie. Grazie, perché era una cosa che meritava. Io ho visto il percorso che avete fatto l'anno scorso sul perdipiave, meritava anche perché poi, al di là delle bellezze che poi gli esperti vi diranno meglio di me, ma anche perché da qui quest'acqua, tramite poi il soligo, arriva sul Piave, e quindi anche se non è l'asta del Piave vera e propria, comunque questo villaggio palafiticolo è una ricostruzione fedele di quello che è stato trovato negli scavi archeologici, e qui abbiamo degli archeologi molto molto bravi che vi spiegheranno poi tutto. Quindi grazie a voi di essere venuti e buona passeggiata su quello che adesso andrete a fare sull'asta. Grazie. Eccola qua, pronti? E la consegniamo al nostro sindaco, al gran cavaliere. Grazie. Della palafitta. Ecco i due camminatori primordiali del Piave che io vi nomino cavalieri di Revine Lago. Cavalieri di Revine Lago. Grande. Abbracciamo. Cavalieri di Revine Lago. Ma che vale tutta questa, anche a livello amministrativo, vale. Fatta, Io mi presento come assessore il prossimo anno, quello su Cavalieri. Vale. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Allora, stiamo affrontando la salita verso il Pianezze. Dietro di noi c'è la pianura padana, che noi stiamo dominando, e si vede proprio anche il corso del Piave. Tu volevi dire qualcosa? O? No, io voglio solo camminare. Arrivare. Voglio solo arrivare, basta. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation, things they do look awful, talking about my generation, I hope I die before I get old, talking about my generation, take my generation, baby. Come va? Sì, ma è giusto? Se va a piano del Farnero, perché dettaglio oltre o attraverso la Ok, grazie. L'incontro col signore, col trattore, mi ha molto confortato, perché io ero convinto dell'esatto contrario. In realtà appunto ci ha appena concretamente spiaccicato in faccia la realtà dei fatti, che saranno 10 chilometri, i primi, quindi questo mi spinge, la mia determinazione agonistica è arrivata adesso al top del livello, anche perché, come vedete, il pomeriggio è molto fresco, e qui giustamente godiamo di questo bel panorama, e niente, andiamo avanti. Amen. E che è sparito, è andato in fuga. Vuole affrontare il Mortirolo in solitaria verso Pianezze. Ma guarda che è vero. Se tu parti con non ce la faremo mai, non ce la farai mai, perché lo hai appena detto. Se invece tu dici, cioè, non ci sono storie, ma a costo di, cioè, cazzo, dai. Just because we get around, my generation, things they do look awful cold.
die before I get old. Pian di Fernet Branca. Allora, tecnicamente forse abbiamo sbagliato strada, forse. No. Anzi, senza forse. In ogni caso andiamo di là, che c'è una chiesa, giriamo a sinistra e preghiamo, c'è anche San Cristoforo. Piavè. E quindi speriamo bene perché qua si mette molto male. Però il sole è ancora alto e noi siamo giovani e forti. Ale! Siamo arrivati a Pienezze. Bene. Francesco, mi pare che qui si recupera lo spirito, no? Giornata di vertigini. Incredibile. Di vertigini. E poi adesso siamo in fianco a un rettore. Dobbiamo fare i bravi allora. Don Sergio, dove siamo noi qua? Siamo in un posto molto suggestivo. In questo momento siamo nel chiostro della Basilica del Santuario dei Santi Vittore e Corona. È un chiostro che ha 500 anni perché è stato costruito nei primi decenni del 1500 dai frati fiesolani, una congregazione che veniva da Fiesolo, vicino a Firenze, e i quali hanno trasformato un antico castello. Qui c'era un castello che dominava la chiusa, che è il passaggio obbligato verso Feltre. Quando è arrivato Venezia a comandare qui nel 1420 ha deciso di distruggere tutti i castelli della zona e allora qui c'era un sacco di rovine, era stato distrutto il castello negli anni 40 del 1400, loro sono arrivati alla fine del 400 e hanno costruito con il materiale del castello questo magnifico convento che si affianca alla basilica santuario che invece è del 1100. Romanica quindi. Sì, è romanico-bizantino. Ritorna questo elemento del gambero di fiume che quindi è un elemento della cucina povera, quindi quando i fiumi, il Piave nella fattispecie, abbondava per via dell'acqua che risorgiva di gamberi, quindi acqua pulitissima e fresca, era un cibo di festa, il gambero si mangiava alle feste e soprattutto poi c'è tutto un equilibrio spirituale legato alla figura del gambero che si ritrae e cammina all'indietro. Comunque tante chiese hanno questo elemento
che le caratterizza nella fattispecie tutte queste chiese che troviamo lungo il corso del Piave. Dell'onde si può anche amare, ma soprattutto a noi ci piace fantasticare. Signorina ballerina d'oro vita stamattina dentro il fiume dominato dal via vai. Ora siamo sopra il Piave, ti urlo amore non ci lasceremo mai.